Allora Fabrizio, siamo sotto il palco del Rock Café, un vino rock, perché si dice il vino non lo bevono i giovani, quindi bisogna fargli capire che il vino in realtà è la cosa più rock che c'è. Tu per dimostrarlo stasera cosa hai portato? Per dimostrarlo stasera ho portato un Valtellina rosso di Alessio Maggi, siamo a Teglio, nelle più alte altezze, 750 metri, nebbiolo con qualche vite antica tipo Rossola eccetera. Rock, io penso agli acciai che ricoprivano i rock, cioè le pietre, le rocce, rock, che poi sono scivolati via, e penso a una ballata dopo un rock, perché la ballata è la terra che hanno tirato sopra la pietra per poter coltivare queste splendide viti e dar vita a questo bell'uvaggio che dà questo vino, che poi sa di storia, quindi roccia, terra, la madre, e tutto quello che la terra riesce a inglobare e a nutrire, e quindi questo è un vino che racconta la storia della terra e la storia del rock. Effettivamente è affilato come una roccia, ma anche dolce e morbido come una grande ballad. Bella, no?